Allora, voglio calma e fatemi fare sto video di calma. Penso che se la già fa proprio io, che insomma ho espresso in tempi non sospetti delle perplessità. Però, dai. Allora, senza fare finta che tutti sappiano sempre tutto, perché questo è il mio buon proposito per quest'anno. Devo tenere presente che non tutti stanno sempre 24 ore su 24 sul Napoli. L'anno scorso, lo dobbiamo ricordare perché è cronaca, l'anno scorso 0-2 con l'Arezzo, con Conte in panchina, il Conte che ci era piaciuto tantissimo, con dei dubbi anche l'anno prima, che però ci aveva portato allo scudetto, e facciamo poi una stagione l'anno scorso di un certo livello. Allegri è troppo presto per giudicarlo, è troppo. Quello che possiamo giudicare onestamente sono alcuni giocatori che noi conosciamo molto bene, conosciamo pregi e difetti. Io feci un video su questo canale l'anno scorso, il gatto di Schrödinger, non ridere, ride! Il conte di Schrödinger, il gatto di Kontinger, nel senso che nella stessa squadra possiamo trovare dei gatti vivi e dei gatti morti, cioè giocatori che sono in grado di fare grandi cose e sono in grado anche di grandi amnesie. Non c'è. E lo abbiamo visto la massima espressione calcistica, cioè non a livello di squadre, non a livello di tattica, ma a livello tecnico, proprio nel mondiale. Abbiamo visto gente che è in grado di fare delle cose incredibili e anche in grado di steccare poi delle partite e delle prestazioni. Lo dobbiamo accettare, è nella regola e nella natura di questo sport, che è uno sport a basso punteggio, con grandi variabili, con degli avversari, eccetera, eccetera. Ora, non pensiamo al punteggio Napoli-Arezzo 1-3, perché ci sarebbe da staccare tutto, da mettere tutti sul mercato, venderli a 0 euro e ricomprare tutto da capo. Non si può fare, non è pensabile farlo, ed è logico pensare che invece le cose andranno per forza a migliorare. Questo non è un video di analisi, è un video che viene post live, a caldissimo, ce la siamo vista insieme, insomma ve l'ho raccontata per quanto possibile in telecronaca, in live, e ringrazio tutti quelli che si sono connessi, quelli che si sono iscritti al canale Telegram che trovate in descrizione, e tutta una serie di cose, perché ci saranno altri amichevoli e possiamo fare lo stesso giochino, e grazie a tutti. Però devo invitare io alcuni tifosi alla calma, dopodiché, passato il periodo del ritiro, passato tutta la sgambatura così, quando poi la palla comincerà a essere ufficiale e dovremo vedere le partite col Genoa, le partite di campionato e affacciarci poi alla Champions, è chiaro che deve cambiare la musica, e non c'è alcun dubbio. Ed accolgo in maniera positiva, voglio andare a rivedere i miei stessi video dell'anno scorso di Napoli-Arezzo 0-2, accogliere certe scivolate, perché sono scivolate, sono cose che non fanno piacere ai tifosi che pagano un biglietto a Di Maro per vedere una partita che lascia il tempo che trova, tifosi che pagano online per vedere la partita, amichevoli a 10 euro, sono cose che fanno male. E tu vuoi vedere la tua squadra vincere, ricominciare con grande entusiasmo una stagione, però calma, assolutamente calma, non si può fare altrimenti. Nel generale di un racconto, perché magari non tutti l'hanno vista, ecco, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Il Napoli comincia con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Gutierrez, a centrocampo Anghissà, Prisco, Lindstrom, e in attacco Giovane, Højlund e Alisson Santos. Questo è stato il primo tempo. Dopo mezz'ora Meret è stata la prima sostituzione, si sono alternati tutti i portieri, mezz'ora Meret, mezz'ora Milinkovic-Savic e poi Contini, e ognuno dei portieri ha preso un gol, proprio per non far scontentare nessuno, proprio per non poter dire con Meret prendi gol, con Savic no, e invece no, prendi gol sia con Meret che con Savic. Quindi quelli che vogliono prendere questa amichevole per demolire Savic o per demolire Meret, a prescindere, nemmeno può funzionare. Quindi dobbiamo veramente tapparci la bocca, non dobbiamo prendere questa occasione per remare contro. Non è il momento proprio di farlo, anzi dovremmo, secondo me,
andarci cauti, e ve lo dico con tutto l'amore che ho dentro di me, che lo sapete, che va oltre. A volte io per troppo amore difendo anche situazioni che dentro di me so non essere ideali, e vado in contrapposizione, spesso vado in contrapposizione a quello che è un racconto generale. Se c'è un racconto generale che sta prendendo piede, io studio per vedere se questo racconto è vero oppure no, e quest'anno ancora di più sarà mia premura cercare di fare uno studio molto approfondito, proprio di campo, di quello che ci può far vedere Allegri, che di base arriva con delle esperienze recenti non esaltanti, proprio a livello di gioco, al di là dei risultati. Che poi i risultati, è arrivato vicino con il Milan, è stato un crollo verticale nel girone di ritorno, perché avevano tutto il vantaggio da gestire e non sono riusciti a gestire. Quest'anno devi gestire anche la doppia competizione. Bless you! Di conseguenza ci sarà da lavorare tantissimo, ed è forse un bene non avere quell'ossessione che aveva Conte, perché questa squadra qua, e di questo sono convinto, se non riesci a fare molto mercato e a cambiare tanti elementi, sono elementi che possono essere appesantiti da 2 anni importanti dove le energie le hai spese fisiche e mentali. Quindi con molta calma, io spero che questo, che è uno dei pregi di Allegri, poi a livello di gioco dobbiamo vedere, dobbiamo studiare, ma uno dei pregi dovrebbe essere che lui riesce a tenere un gruppo tranquillo e non a farli come si dice, rompere, perché quello è sempre il fatto dei cavalli e delle cose. Quindi con molta calma, non è il momento. Capisco ovviamente le perplessità che ho anche io, perché volevo cominciare bene, per poter anche divertirmi e fare i meme contro Conte, per darci una spinta verso l'alto. Hai visto? Conte ha perso con Allegri, e facevamo il meme di Allegri che entra ballando con le stelle, e lui sì che sa battere l'Arezzo, e invece non lo possiamo fare. Conte ha perso 0-2, Allegri perde, è più offensivo, incredibile. Allegri è più offensivo, un gol lo facciamo, ma ne subiamo 3, ed è una cosa clamorosissima che non si può accettare. Nel secondo tempo abbiamo visto Spinazzola, Obaretin, Marianucci, Mazzocchi, a centrocampo Foloruncio, Lobotka, Vergara, Rao, Lucca e Politano. Politano, autore di un errore dal dischetto su un rigore molto molto leggero dato su Vergara, che non si stava nemmeno prendendo il rigore, si era rialzato per andare a cercare il pallone, ci danno il rigore, Politano lo sbaglia, Politano lo segna su ribattuta del portiere, ma il Napoli non riesce a fare molto di più. Ha un'occasione Lucca, che esce infortunato, e dobbiamo valutare anche questo. Conte macellaio, Rongoni, tu li fai infortunare. Mettetevi nei panni di un Conte che avesse ricominciato lui questa stagione, con tutti gli infortuni e gli infortunetti con cui abbiamo cominciato. Cosa si sarebbe detto della sua preparazione, dei suoi collaboratori, del fatto che lui li fa infortunare perché gli chiede troppo? Adesso Allegri non gli sta chiedendo troppo. Tutti stanno dicendo da Di Mauro che si lavora molto di più col pallone, si lavora molto di meno a secco, quindi i ragazzi sono tranquilli, i muscoli non si stressano, eccetera, eccetera. L'importante è che si regga, perché la stagione è lunga, lunghissima, con tutte le competizioni, e spero che una preparazione più blanda ti possa far partire meglio, perché potresti partire un pochino più leggero, ma che riesci a reggere per tutta la stagione, perché è poi a marzo, a febbraio e marzo, che si fanno i giochi veramente. Devi rimanere sul pezzo ad aprile, a maggio, se te la stai giocando punto a punto, perché il dubbio è sempre con quali avversari ti vai a confrontare. L'Inter sta avendo grandi difficoltà sul mercato, sì, ma parte con una squadra che l'anno scorso ha fatto non bene, benissimo. Partiamo da questo discorso. L'Inter l'anno scorso ha fatto benissimo, ha sfruttato tutta la rosa bene, Chivo è stato anche protetto, è stato bravo, è stato fortunato, e hanno fatto molto bene, vincendo senza problemi, senza difficoltà. E la Roma sta avendo difficoltà sul mercato, come l'Inter, perché pare che Summerville vada in Arabia. Ok,
sto sentendo che se si prendono Mika Götze io impazzisco completamente. Speriamo di no, o speriamo di sì per vederlo in Serie A, un talento fortissimo che andava preso 2 anni fa. Però la Roma ha chiuso in crescendo dopo un momento di difficoltà, ma aveva un momento di grande difficoltà in attacco che Gasperini ha dovuto gestire, e quando è arrivato male hanno scoperchiato le altre problematiche, quelle sulle fasce, Wesley, eccetera, eccetera. Quindi questa è l'Inter, questa è la Roma, e poi c'è il Como che possiamo solo sperare che, avendo loro il doppio impegno, che è una cosa nuova, possano andare in difficoltà sotto quel punto di vista, ma come gioco, come espressione di gioco, come proposta, come modernità, come bravi in attacco e bravi in difesa, perché hanno la seconda migliore difesa del campionato, molto molto bene. C'è il Napoli, e poi ci sono altre squadre che hanno voglia di andarsi a prendere quel quarto posto disponibile. C'è il Milan, nuovo allenatore, grandi statement sul mercato, con Gonzalo Ramos, con Ghila, che oggi ti faceva molto comodo, e bisogna vedere se Amorim fa il passo in avanti, perché col Manchester ha fallito, e vediamo se era un problema di Manchester o se era un problema suo. Questo è uno. La Juventus, anche lì mi sembrano abbastanza fermi sul mercato, con Spalletti però confermato, quindi cercano di darsi una credibilità, e hanno la coppa minore sia il Milan che loro. Poi c'è una Fiorentina che si sta muovendo, una Lazio sempre in difficoltà che vorrà rientrare, non ci dimentichiamo dell'Atalanta con Sarri che dovranno fare una rivoluzione, ma che hanno i giocatori per fare un buon campionato, e poi sempre devi considerare un outsider che improvvisamente fa un grande campionato. Può essere il Bologna, può essere il Sassuolo, può essere il Torino, può essere una di queste squadre qua, un Udinese che non ti aspetti e che magari macina punti all'inizio e ti mette in difficoltà. Quindi c'è molta concorrenza, e non pensiamo semplicemente perché siamo Napoli di avere per diritto di nascita quel posto in Champions. Ci sarà da lottare, ci sarà da faticare, ci sarà da lavorare bene. Quindi con molta calma, non giudichiamo adesso, però non partiamo con quella cosa, non ci serve niente, stiamo tutto a posto. Serve mercato, serve darsi una mossa sul mercato per quanto riguarda le cessioni, per poter inserire qualche elemento chiave. Devono tornare quelli là forti, che però Lukaku un altro anno, De Bruyne un altro anno, McTominay, ti aspettiamo il ritorno degli infortunati, ma non pensiamo che sia tutto facilissimo con questa squadra, perché De Laurentiis è partito con questa convinzione che questa squadra era forte e che senza infortuni avremmo vinto un altro campionato. Conte gli ha detto: non è vero, non è così, l'Inter è stata più forte di noi, non la pensare così, io vado, tu non la pensare così. E prendere Allegri significa valorizzami questo, valorizzami quello, non è così automatico. Quindi con molta calma, Allegri out, non ancora. Poi se dovrà accadere, accadrà. Però vedete, se ve lo dico io, se non ve lo dico io. Da New York, Valerio Fruito è tutto. Lasciate un like finale, un abbraccio e un bacio. Volete proprio l'analisi della partita? Io me la rivedo. Sono capace pure di rivedermela, ditemelo voi.